Realmonte, sulla spiaggia di Giallonardo, sopralluogo dell'amministrazione comunale e delle associazioni ambientaliste, in riferimento ad una costruzione che si ritiene non al di sopra di ogni sospetto, ovviamente di carattere ambientale. Ascoltiamo in proposito Antonio Vanadia e Claudio Lombardo. Tra Realmonte e Siculiana, sulla spiaggia di Giallonardo, è stato compiuto un sopralluogo di Legambiente, Mare Amico, Mare Vivo, WWF, anche Antonio Vanadia, di altre associazioni ambientaliste, del sindaco di Realmonte Piero Puccio, perché vi è una costruzione in corso che desta, a vostro avviso, allarme. Per quale ragione, Antonio Vanadia? Perché quello è un sito di ovodeposizione della tartaruga caretta caretta. Nel 2011 ha depositato, la tartaruga incrocia ogni anno in quelle acque d'estate proprio per deporre le uova. Le dune sono un sito protetto da leggi nazionali e internazionali, le leggi europee parlano chiaro, non si possono modificare le dune che sono una vera e propria cerniera fra l'acqua e la terra, e proprio in quel tratto la tartaruga marina ha deposto le uova. La cosa strana che fa specie è che è stata praticamente una manomissione autorizzata da tutti gli enti preposti, Capitaneria, il sindaco di Realmonte, insomma tutte le autorizzazioni per uno scempio. Troviamo la cosa assolutamente assurda e stiamo sollevando il problema proprio per questo. Claudio Lombardo, coordinatore dell'associazione ambientalista Mare Amico. Sì, come al solito tutte queste operazioni hanno tutto il beneplacito delle autorità. A questo progetto ha tutte le autorizzazioni, si sono state date le autorizzazioni per violare una duna. È una cosa gravissima, noi non siamo contro i chioschi che devono nascere, però certamente non è possibile creare una situazione del genere a 9,5 metri dall'acqua e in un posto meraviglioso come quello, e come diceva Antonio Vanadia, famoso per la ovodeposizione delle tartarughe.